In ancient times, astronomy and astrology have for a long time been inextricably linked together. The Latin writers were influenced by Greek philosophy, especially by the contrast between the two main currents of thought, the Stoics and the Epicureans. The contribution given to the Greek works by the great Latin thinkers allowed them a sort of continuity to preserve themselves over time and sometimes to enrich themselves, arriving to us through the dark centuries of the Middle Ages. Nell'antichità astronomia e astrologia sono state per lunghissimo tempo indissolubilmente legate insieme. Gli scrittori latini risentirono in maniera determinante degli influssi della filosofia greca, soprattutto delle contrapposizioni tra le varie correnti di pensiero, tra le quali spiccano sicuramente quella degli stoici e quella degli epicurei. L'apporto dato alle opere greche dai grandi pensatori latini permise loro una sorta di continuità, di conservarsi nel tempo e qualche volta di arricchirsi arrivando a noi attraverso i secoli bui del Medioevo. Dans l'Antiquité, l'astronomie et l'astrologie sont depuis longtemps inextricablement liées. Les écrivains latins ont été influencés par la philosophie grecque, en particulier par le contraste entre les deux principaux courants de pensée, les stoïciens et les épicuriens. La contribution apportée aux œuvres grecques par les grands penseurs latins leur a permis une sorte de continuité, de se préserver dans le temps et parfois de s'enrichir, et nous arrivons à travers les âges obscurs des Moyen Âge. I love French, but I'm not really the best in French, but I really like French, it's amazing. Nell'antichità, astronomia e astrologia sono state per lunghissimo tempo indissolubilmente legate insieme. È possibile affermare che l'osservazione della volta celeste e dei suoi fenomeni ha contrassegnato l'evolversi di tutte le civiltà antiche e spesso anche quelle moderne non ne sono escluse. Tutte le religioni politeiste delle culture passate hanno guardato al cielo e alle costellazioni come ad un luogo cui elevarsi, cui ambire per distaccarsi dalle tristi condizioni cui l'umanità era ed è soggetta. Gli astri del cielo sembravano avere una vita e una volontà propria e sembravano occupare un mondo a sé stante, indipendente dall'ingerenza umana, quindi un modello perfetto cui guardare. Molti di questi astri, come ad esempio i due luminari maggiori, il Sole e la Luna, avevano un'influenza diretta sul clima, sulle stagioni e sulla crescita della vegetazione, che erano fattori essenziali per tutte le attività atte alla sopravvivenza delle antiche comunità. Per i nostri lontani predecessori non fu difficile pensare che questi oggetti fossero la personificazione di spiriti o divinità a cui potersi rivolgersi per ottenere aiuto, ma anche da placare in caso di calamità. Ecco allora che l'adorazione delle creazioni celeste finì per occupare un posto preminente in tutte le religioni delle civiltà antiche. Babilonesi ed egizi adoravano i loro dei del sole, della luna e di particolari costellazioni o di animali e bestie selvagge. I cinesi hanno sempre avuto montagne sacre e divinità fluviali. I druidi delle isole britanniche consideravano sacre le querce e avevano una speciale venerazione per il vischio che cresce su di esse. I greci e i romani diedero in seguito il loro contributo e la credenza in spiriti, divinità, anime dei morti e demoni, come anche in oggetti sacri di ogni genere.
divenne profondamente radicata al punto che ancora oggi, benché queste credenze possano essere considerate da molti alla stregua di semplici superstizioni, idee di questo genere rivestono un ruolo fondamentale nei riti e nelle pratiche di numerose religioni del mondo attuale. Ok, ora, now, please, try to literally dub my reading exactly as the actors do for their acting, okay, sessions. All right, try to keep the pace with the rhythm, the breath, the accentation, the tone, especially the tone is very important. Okay, thank you. See you next. Bye.